troviamo oggi qui ai piedi del ristorante Ca' del Poggio. Io sono in compagnia di Alberto Stocco, uno dei titolari di questa attività, e di Celeste Granziera. Tra poco loro due ci racconteranno una storia. Una storia perché qui davanti a noi c'è la Via dei Pascoli, forse nota ai più col nome di Muro di Ca' del Poggio. Ecco Alberto, io vorrei lasciare subito la parola a te per arrivare a spiegare come siamo arrivati a chiamarlo Muro. Intanto grazie, questa storia è solo nella parte iniziale, nel senso che abbiamo appena cominciato a scriverla, ma sicuramente è già ricca e piena di contenuti. Nel 2009 la Regione Veneto decide di passare su questa salita, che allora si chiamava proprio Via dei Pascoli, per arrivare a Valdobbiadene. Questo passaggio ha fatto sì che per la prima volta venisse affrontata questa salita e da lì l'abbiamo battezzata con il nome del Muro di Ca' del Poggio. Da allora si sono seguite tantissime iniziative, tra cui sono passate oggi 5 volte il Giro d'Italia, sono passati 2 giri femminili, 2 Giri d'Italia femminili, è passato un campionato italiano, passano tutti gli anni tutte le più grandi internazionali del territorio e anche la nostra qui di San Michele, che rappresentano le eccellenze del settore giovanile forse di tutto il territorio. Quindi oggi più che mai una salita, ma più che una salita io la definirei ormai un elemento di promozione di un territorio, certo, che attraverso lo sport fa sì che questo angolino della marca trevigiana sia conosciuto ormai in tutto il mondo. Il Muro di Ca' del Poggio, dopo tutte queste cose, ha fatto, forse non gli bastava, era in un momento storico particolare dove c'era la volontà di unire dei territori, certo, attraverso questi territori poi promuoverli attraverso il ciclismo, ed ecco che ne nasce un'idea. Ve la racconterà meglio qui Celeste. Faccio un cappello: in tutta questa operazione le cose più importanti sono state proprio le amministrazioni comunali di San Pietro di Feletto e dei vari comuni che si sono susseguiti in questo periodo, la Regione Veneto, ma la Federazione Ciclistica Italiana che l'ha fatto la parte da gigante. Assolutamente. Ci troviamo all'interno del wine shop dell'azienda vitivinicola Il Colle qui a San Pietro di Feletto. Io sono in compagnia di Sara, una delle titolari di questa azienda, che saluto e ringrazio. Grazie Riccardo, sono davvero molto felice di avervi qui. L'azienda Il Colle nasce nel 1978, ben 42 anni fa, da mio papà Fabio Ceschin, con il supporto della famiglia e soprattutto di mia madre. Noi siamo in 3 figli, ci sono io, Sara, Francesco e Andrea. Francesco è il più vecchio, segue tutti quanti i vigneti dell'azienda, 40 ettari circa. Andrea invece diciamo che ha preso un po' le veci del papà e segue la direzione aziendale. Quindi siamo tutti e 3 all'interno di questa azienda, la quale ha avuto sempre una vocazione tanto produttiva più che di marketing e brand. Però diciamo che noi abbiamo bene le spalle fisse per poter costruire il brand che io ho sempre desiderato e che insomma anche per cercare di dare lustro a quello che è stato l'operato di mio papà, di mia mamma e di tutti. Ovviamente siamo nelle bellissime colline del Conegliano Valdobbiadene, i nostri prodotti di punta sono i Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Il millesimato è il nostro top, perché? Perché è un prodotto un po' particolare, invece di fare la doppia fermentazione come di consueto il Prosecco vuole, fa una fermentazione diretta, quindi da mosto diventa subito spumante. Questo permette di avere un contenuto di solfiti molto basso, perché ovviamente ci sono i solfiti dell'uva stessa. Vogliamo dare un riferimento, un sito internet per potervi raggiungere? Assolutamente, allora il sito internet è www.ilcolle1978, il numero.it. Ed eccoci già pronti in sala degustazione, qui insieme sempre a Sara Ceschin, ma è arrivato a trovarci anche Loris D'Alto, che peraltro è vice sindaco del comune di San Pietro di Feletto, ma è anche un ex presidente della Proloco di San Pietro di Feletto. Grazie di essere qui con noi. E allora a questo punto alziamo i calici al cielo e procediamo con la nostra frase di rito, che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva! Evviva! Diamo la parola adesso a Celeste Granziera, che ci racconterà com'è nata tutta questa storia. È una bella storia nata e bisogna dargli atto a un'idea di Alberto, che appunto ha pensato di gemellare questo muro con altri muri di grande interesse ciclistico a livello europeo. L'idea originale era quella di fare un gemellaggio con il muro di Huy, che è il muro della Frecciavallone, una delle classiche belghe.
Io ho sposato immediatamente l'idea perché pensare di avere un muro nel mio comune che si abbina con quelli dei più grandi muri ciclistici europei mi dava veramente l'euforia. Con il muro di Huy la cosa non è andata immediatamente a buon fine, non c'era un grande entusiasmo da parte dell'amministrazione comunale di quella città. Però l'idea mi piaceva tantissimo perché ne ho parlato in occasione di un seminario che avevo fatto a Ginevra con i colleghi e c'era un altro mio amico e collega che è di Gerasbergen, dove c'è il muro di Grammont. E lui ha detto: ma perché non lo facciamo con Grammont? E ho detto: perché no? E così con la nostra amministrazione e con l'amministrazione di Gerasbergen abbiamo cominciato a tessere dei contatti che, grazie sia alla nostra amministrazione ma al sindaco di Gerasbergen, che è una persona fantastica, siamo arrivati al primo gemellaggio, prima una lettera di intenti e poi successivamente ad un gemellaggio che praticamente prosegue ogni anno. Tra l'altro una squadra degli juniores della nostra provincia va a fare il giro delle Fiandre juniores su in Belgio, quindi c'è un legame di carattere sportivo ma anche un legame di carattere così di amicizia. Dopo questa, a un certo punto, sempre attraverso degli miei colleghi amici, ho lanciato l'idea per fare il gemellaggio anche con il muro di Bretagna in Francia. E in occasione di un arrivo di una tappa del Tour de France sul muro di Bretagna abbiamo sottoscritto un accordo e un gemellaggio anche con il muro di Bretagna. E adesso ci aspetta il futuro. La cosa in Europa è conosciuta e questo mi dà una soddisfazione grande, perché sapere San Pietro di Feletto conosciuto in Europa, capirai, mi fa sempre mi dà una grandissima soddisfazione. Però abbiamo ragionato e adesso stiamo lavorando per intanto costituire un'associazione internazionale dei muri del ciclismo. Una volta fatta questa, messa in piedi questa, ci sono altre realtà geografiche, altri muri che chiedono di poter aggregarsi a noi, perché tutti riconoscono una grande valenza turistica, promozionale, oltre che sportiva. E quindi a un certo momento io l'entusiasmo l'ho messo fin dal primo momento e chiaramente finché ho voce continuerò chiaramente a metterlo. È bello, veramente bello sapere che San Pietro di Feletto è conosciuto per questa realtà, piccola ma bella. Allora Alberto, una domanda per te, ma tutte le autorità quindi appoggiano questo progetto, questa storia che si sta scrivendo e in che modo si può dare, insomma, lustro e promozione per il futuro al territorio? Ti ringrazio di questa domanda, perché effettivamente hai centrato in pieno quello che è oggi l'argomento muro di Ca del Poggio. Questo, come raccontava benissimo Celeste, è un elemento di promozione che ha trovato subito in tutte le autorità e in tutti i settori ampia disponibilità. Parliamo delle autorità sportive, quindi Federazione Ciclistica Italiana nella persona di Renato Di Rocco, il quale ha sposato in pieno l'iniziativa, ma soprattutto il Comitato Provinciale, che prima si sono seguiti vari presidenti e hanno sempre appoggiato le iniziative che hanno portato avanti. Le amministrazioni locali, il Comune di San Pietro di Feletto ci ha creduto fino dal primo momento e qui abbiamo messo insieme a Celeste una bellissima squadra che sta lavorando proprio per questo obiettivo. Da qui un motivo per essere ancora più stimolati a lavorare, perché quando troviamo un terreno fertile sia da parte delle amministrazioni ma anche di chiamiamola così, di una cittadinanza ormai che apre le porte a quella che è un'ospitalità extraterritoriale, ha fatto sì che tutti avessimo il terreno fertile per poter proseguire. Ecco che ti posso dire che la valenza promozionale di questi elementi diventa importantissima a livello europeo, perché quello che stiamo cercando di fare con Celeste e con tutto il team di lavoro, con la federazione e con le amministrazioni, è quello di far sì di far conoscere questi territori per fare degli scambi interculturali, ma allo stesso tempo di esperienze enogastronomiche diverse. Quindi quando c'è sport, c'è enogastronomia, c'è passione, c'è sicuramente un movimento che si muove. Abbiamo potuto visionare insieme, se non mi sbaglio l'ultima volta che siamo andati su, cos'è il fenomeno in Belgio del cicloturismo. Abbiamo delle cose meravigliose, si parlano di migliaia e migliaia di persone che vengono da tutto il mondo per scoprire un territorio e per vivere delle emozioni. Noi vogliamo replicare questa cosa e stiamo lavorando tutti insieme in questa direzione. Per concludere questa puntata dedicata al territorio, al valore del nostro territorio, io chiederei ad Alberto, proprio perché tu sei il padrone di casa, di versare questo vino nei calici e di procedere con il nostro brindisi finale.
Ecco che allora da qui, dal muro di Ca' del Poggio, insieme a Alberto Stocco e a Celeste Granziera, alziamo i calici al cielo e andiamo con la nostra frase di rito che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva! Evviva! Per la mostra dei vini di collina 2020 ci troviamo in questa giornata un po' piovosa, però in pianura. Siamo alla cantina Frassinelli e io sono in compagnia di Gianluca, uno dei titolari, che saluto e ringrazio. Grazie di averci ospitato qui a casa tua. Allora partiamo parlando di storia di questa cantina e cerchiamo di capire anche come mai, anche se siamo in pianura, parliamo di Conegliano Valdobbiadene di OCG. La nostra azienda ha 3 siti produttivi, 2 nelle colline di Conegliano Valdobbiadene, nel comune di San Pietro di Feletto e nel comune di Vittorio Veneto, e una parte è qui a Marino di Piave, dove abbiamo la cantina di vinificazione e il resto della produzione di vitigni bianchi e di vitigni rossi. Ecco, appunto, parliamo di vitigni rossi. Qui in questa zona la pianura sicuramente è un terreno molto più adatto per la produzione del vino rosso, invece la collina, lo sappiamo benissimo, è patrimonio ormai dell'UNESCO anche per la produzione di vino bianco. Qual è il vostro prodotto di punta in questo caso? In questo caso il nostro prodotto di punta è il Rive di San Pietro di Feletto, un extra brut che è in produzione da quest'anno. Allora Gianluca, visto che quest'anno la mostra dei vini purtroppo non si farà, non ci si può accedere dato il momento Covid-19 che sta un po' bloccando tutto, direi che possiamo dare ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori un sito internet, un riferimento. So che voi siete molto attivi anche sui social. Sì, il nostro sito internet è frassinelli.it e per Instagram abbiamo Frassinelli Vini, così come per Facebook. Molto bene, grazie. Allora direi che a questo punto, se mi accompagni, possiamo spostarci all'interno della tua sala per procedere con il brindisi finale. Certo, prego. Dopo di te. Ed eccoci, ci siamo spostati all'interno della cantina Frassinelli. Gianluca mi ha accompagnato qui a conoscere anche la sorella Roberta, che insieme a lui gestisce questa azienda, ma non solo, è venuta a trovarci anche Linda, la presidente della Polisportiva Valcervano. Allora direi di procedere con la nostra frase di rito, che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva! Viva! Ci troviamo nel cuore del comune di San Pietro di Feletto, qui intorno a me il parco e di fronte la piazza dedicata a Papa Giovanni XXIII. Di fianco a me invece l'antica Pieve, segno storico di questa città. Io sto per incontrare Giorgio Comuzzi, che è assessore all'ambiente del comune di San Pietro di Feletto. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Allora, insieme oggi cercheremo di parlare proprio del Sentiero del Papa. Il Sentiero del Papa è stato inaugurato in marzo dell'anno scorso, nel 2019, proprio per ricordare la presenza di questo Cardinal Roncalli, che al tempo veniva qui a passare dei periodi di vacanza. Non è un caso che sia stato ricordato proprio l'anno scorso con questo sentiero, perché il progetto del sentiero nasce nel 2013-2014, anno della canonizzazione del Papa. E quindi l'amministrazione comunale, insieme ad altre persone, hanno formato un comitato che ha promosso la progettazione di questo sentiero, che è nato poi nel tempo e si è sviluppato fino alla inaugurazione dell'anno scorso, con la presenza del Sua Eminenza il Vescovo, le autorità civili, militari, eccetera. E quindi è stato un momento significativo per la nostra comunità. Trattasi del terzo sentiero pedonale turistico del nostro territorio, oltre a quello della Valtripera e dei borghi, e poi quello dei Landri e Landron. Quindi è un percorso che riteniamo importante per il nostro territorio. E abbiamo voluto dare anche un taglio un po' particolare a questo ricordo, che non vuole essere un ricordo ecclesiastico, cioè legato come a uomo di chiesa, bensì forse a una delle caratteristiche principali di questo amatissimo pontefice. Caratteristiche che riguardano il rapporto con gli uomini, anche gli uomini umili, e il rapporto che aveva lui con la natura. E difatti è proprio un percorso naturalistico questo, che vuole abbracciare un po' il ricordo che aveva lui nel territorio, nel contatto che aveva con le persone. Cosa faceva quando veniva qui in vacanza? Beh, lui è stato nominato cardinale nel 1953 e subito patriarca di Venezia. Veniva a trascorrere il suo periodo di ferie, di vacanze, in questo rifugio, appunto nelle colline del Feletto,
nella villa patriarcale che era stata ereditata dalla contessa Maria Walter Bass. E qui lui passava delle giornate, delle settimane anche in meditazione, in preghiera, a contatto stretto con la natura. Lui amava tantissimo passeggiare e quindi ci sono proprio questi ricordi delle sue camminate col bastone. Parliamo di un cardinale ormai anziano, oltre 70 anni, quindi con passo lento, un po' anche ingrossato che era, però andava fino alla terrazza panoramica della chiesa di Rua, dove amava tantissimo osservare i panorami, no? verso la pianura. Ma un'altra particolarità era quella che si ritirava anche in certi luoghi particolari del territorio, come ad esempio il Roccolo, è un piccolo circo di alberi, di Carpino, e lui all'interno si fermava lì a pregare in solitudine e stava lì anche un bel po'. Oltre al fatto poi passeggiava lungo il crinale della collina osservando i panorami che da questa che è la parte più alta del Feletto, siamo a 270 metri sul mare, insomma qui si godono veramente dei panorami molto molto belli. Era un uomo di un'intelligenza incredibile, un uomo ovviamente elevato, ciò nonostante aveva dei rapporti incredibili con le persone anche umili. Dobbiamo pensare che ad esempio nella sua esperienza di uomo, di sacerdote, ha avuto degli incarichi importanti in Bulgaria, in Turchia, in Francia, il nunzio apostolico in Francia, ma anche quando era Papa ovviamente l'idea di iniziare un concilio ecumenico vaticano, il secondo appunto così importante nella storia della Chiesa, ma anche la gestione di certe situazioni molto delicate e particolari, la crisi di Cuba ad esempio. Cioè è un uomo che aveva a che fare con Khrushchev, con Kennedy, quindi ciò nonostante quando veniva qui si fermava a parlare con le persone umili. Non a caso credo che anche eletto Papa ad una certa età, aveva 77 anni, no? E sia riuscito a fare delle cose così rilevanti per la Chiesa. Insomma, c'era un momento di svolta, era necessario. Allora, insieme a Giorgio Comuzzi, che io ringrazio di essere stato con noi oggi, non possiamo fare altro che invitare tutti quanti i telespettatori, chiunque ci stia guardando, a venire a provare il Sentiero del Papa e a visitare comunque tutte le colline del Prosecco, del Felettano, di Conegliano. Insomma, abbiamo delle zone davvero magnifiche per un contatto con la natura unico. È vero, cioè confermo. Abbiamo, ripeto, non solo questo sentiero, ci sono altri percorsi, però insomma questo è un fiore all'occhiello perché racconta tanto della nostra storia anche. Grazie ancora Assessore, grazie, davvero, grazie. Buona giornata. Abbiamo fatto una lunga passeggiata per arrivare fin quassù, guardate alle mie spalle le vere colline del Prosecco, siamo proprio immersi nella natura. Io sto per incontrare il patron di questa azienda che è Colmiottin. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di averci ospitato in questo posto davvero fantastico. Beh, grazie a voi intanto che siete arrivati e che avete avuto il piacere, anzi da parte mia il piacere, che siete saliti fin su nella parte più alta della collina Colmiottin. E devo dire che ne è valsa davvero la pena. Sì. Allora iniziamo a parlare un po' di questa azienda, no? La storia, come nasce, come si evolve. Allora nasce che il nonno Bottega Sante acquistò un pezzo di vigneto ancora ai primi del Novecento, poi ha continuato un po' alla volta, essendo un po' alla volta, ad ampliarsi con i vigneti. Papà insieme a altri due fratelli hanno proseguito le orme del nonno. Dopo 11 anni, circa 11 anni indietro da adesso, ho iniziato io a portare avanti questa attività assieme al papà e dando nome a questa zona Colmiottin. La collina c'è, il vino anche, no? Parlavamo del Conegliano Valdobbiadene di OCG. Questo è uno dei prodotti che tu proponi. Sì, noi proponiamo in varie versioni il Conegliano di OCG Valdobbiadene, e specialmente che tutti i nostri prodotti sono ottenuti in collina. Purtroppo, dico purtroppo, non abbiamo piazzamenti in piana, ma abbiamo soltanto questi terreni in collina dove la lavorazione è tutta manuale. Per i nostri telespettatori, se qualcuno volesse contattarti, in che modo ti può raggiungere? Noi abbiamo un sito che è www.colmiottin
www.cantinacolmiotin.it. E dalla collina siamo riscesi verso la cantina Colmiotin. Io sono ancora qui in compagnia di Antonio, il padrone di casa, e ci ha raggiunti anche Rita, consigliere della Proloco del comune di San Pietro di Feletto. Grazie anche a Rita di essere qui con noi. Direi che siamo pronti a questo punto, calici al cielo, e procediamo con la nostra frase di rito, che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva! Evviva!